arrivas. Ajá. Sì, buongiorno Italia, siamo a metà di marzo, sei ancora dentro l'emergenza coronavirus. Io ho la fortuna, diciamo, di avere il cagnolino da portare fuori, quindi posso andarmi a fare i giretti, però sempre con molta testa e moderazione, quindi evitando strade affollate. Non ho mai capito questo albergo, dovrebbe essere chiuso da tanti anni, ma ancora il wifi attivo? Sì, di cui io purtroppo non ho la password. Però fa strano. Stavo dicendo, prima che mi interrompessi perché dopo il CP è andato a scagazzare, che i giri vanno fatti sempre e comunque con moderazione, evitando le strade affollate. E andiamo a vedere, ormai già che siamo qui, com'è la spiaggia. Guarda. Adesso ho rallentato perché doveva passare, ma questi sono i limiti che tengono qui a Jesolo. Siamo passati davanti al tabacchino, non ho neanche preso il tabacco. Dai, no, perché in questo momento che ho digerito un po' i farmaci eccetera, inizia a farsi sentire un po' la voglia di fumare, però niente, teniamo botta. Però sì, come ti anticipavo, vedi, tutti gli alberghi e gli appartamenti là che stanno facendo lavori, ristrutturazioni e preparazione per la stagione turistica. Pieno, quindi sì, il lavoro non manca, credo. Allora, a sinistra due che passeggiano, a destra il deserto più totale. Andiamo a vedere dritti cosa c'è in spiaggia, che se è tutto libero, Poletto mollo proprio il cane perché ha serie necessità proprio di sgranchirsi, povera, perché questo discorso, la paura eccetera, stiamo chiusi abbastanza, però adesso effettivamente i vecchietti a petto nudo e effettivamente stando in questi posti per nulla affollati credo sia la cosa più sicura secondo me, perché della serie sta casa, cioè se il vento ti arriva comunque, perché comunque anche a casa devi aprire le finestre, in camper, dove vuoi, e quindi poi hai meno possibilità perché c'è molta più distanza tra le altre, diciamo, abitazioni e le altre persone, quindi farsi una passeggiata proprio in riva al mare, secondo me al momento, almeno in un contesto come questo, è la cosa più sicura da fare, ragazzo, sai? Prova a ragionarci su un attimo, magari sbaglio, ma prova a ragionarci. Sì, hai ragione CP, non andare in sbattimento. Ti vedo già in sbattimento, quando è quella posizione là, è la posizione a sbattimento. Dai, vai a fare il giro, dai che andiamo, dai. Ok, è partito il CP. Ucciu, mamma mia, mi sbatte a testa, mi muore il CP su pal palo. Bravo CP. Volevi pinciarti il gabbiano, amore? Arco cane. Vabbè, dai, c'è scappato. Niente pranzo a base di gabbiano oggi. Hai visto il gabbiano? Hai visto il gabbiano? Povero gabbiano. Allora, diciamo che in media c'è una persona per ogni pontile. Esatto, quindi oddio, la distanza tra uno e l'altro è tipo 200 metri. Beh, da un metro di distanza a 200 metri di distanza, insomma, mi sembra già un bel passo avanti. Permesso, c'è qualcuno che fa queste buche sotterranee. Cosa c'è qua? Sono modi di saltare, siamo vecchi ormai, Volete, ci voleva tipo la pallina, povero cane. Portate neanche la pallina. Dove vai? Amy, guarda.
Guarda, Loca, guarda che pressa, guarda. Pe. Sempre depressa è ok, sempre depressa. Dai, queste sono le ultime botte di nicotina che chiede, no? Però non... no. Sarà che ora sono più concentrato tipo sulle medicine che sto prendendo piuttosto che il fastidio che ho in gola, quindi non ci penso neanche. Cioè non ci penso neanche. Non gli do il peso che gli davo una volta. Guarda, granchietti morti, è pieno di granchietti morti, vedevo anche gli altri giorni, guarda che roba, tanti granchietti morti. Guarda che qua, no, questo è io. Ma gli mancano le zampe. Aspetta, wow. Non capisco se... Sì, sei vivo, però non lo so, ti vedo, cioè più in là che in qua, capisci? Cioè, con tutto rispetto, non vorrei metterti preoccupazione, signora Granchio, però boh, non lo so. Cioè è normale trovare granchietti morti, però in questi tra virgolette giorni, diciamo, che ho portato il CP in spiaggia, ne ho visti tanti come non si vedevano mai, insomma, di granchi morti, quindi mi fa strano. Il pastrano è anche una cosa intelligente, ragazzo, da dire, cioè nel senso, provare comunque a pensare le cose anche se non hai la risposta in tasca. Questo è segno di grande evoluzione, di grande intelligenza. Io credo che tutti noi esseri umani dovremmo sempre partire con, madonna varacozze, con questa formula, no? Che è il io vedo, io credo, ma la realtà ovviamente non posso sapere qual è. Perché vedo anche che questa mancanza di umiltà crea molta ignoranza, perché se tu noti, ad esempio, no? Ogni tanto io su Facebook faccio delle domande che possono essere complesse, domande che possono essere anche relativamente semplici, no? Certi giustamente rispondono, altri rispondono con un po' di arroganza, della serie che cazzate dici, ovvio che è così, altri mettono la faccina che ride, e quindi vedi questo comportamento che ha la società, questa reazione che ha la società alle tue richieste di informazioni, fa sì che il richiedente di informazioni, quindi non solo io ma milioni di altre persone, non fanno domande, perché sennò passano da scemi, da ignoranti, e così restano ignoranti, così restano scemi. Vedi come funziona il mondo? Altro granchietto morto, strano. Cioè, vedi anche il fatto che io dico adesso è strano, no? Perché se scrivo sta roba su Facebook viene su anche là un degheio. Cioè è strano, sì, perché io noto, cavolo, noto un disastro di vongole, però guarda vongole. Comunque noto che in passato non c'erano tutti questi granchi morti, passato inteso gli altri anni, gli altri periodi, e adesso è pieno a differenza degli altri anni, e mi chiedo semplicemente perché. Ma questo chiedermi perché non significa necessariamente dire è l'inquinamento, è la malattia progettata dai cinesi o che ne so io, hai capito? È semplicemente chiedersi perché, è importante chiedersi perché, tipo perché il CP è andato là? CP. Conseguenza a quello che io ho appena detto, la gente, avendo paura, no, di esporsi con i propri ragionamenti e le proprie domande, no, quindi le proprie lacune, cosa fa? Oltre, ok, a non esporsi direttamente con le proprie domande, le proprie lacune, quindi rimanere ignoranti sotto quel punto di vista, ma va a cercare, cioè, di parlare, di comunicare tramite informazioni create da persone, ma neanche tanto necessariamente più competenti, ma più ufficiali, della serie sul giornale c'è scritto che, su questo sito c'è scritto che, e allora condividono, hai capito? È chiaro che nel mondo di internet, ma nel mondo credo ormai anche il cormorano che si asciuga le ali. Scusa, ma era più importante il cormorano che si asciugava le ali, non sto scherzando. Comunque capirai che in questo mondo dove è pieno di neri e di bianchi, cioè non nel senso persone di colore o persone bianche, tutte queste informazioni che parlano del nero e tutte queste informazioni che parlano del bianco non fanno sì che far nascere tante guerre
verbali tra di noi, che pur non capendone un cazzo, cioè combattere per una cosa che non è neanche nostra sostanzialmente. CP, mi sono spiegato bene? Perché a volte magari parlo veloce, giustamente, o do per scontate delle cose, dei processi mentali che io magari ho ben chiari perché li affronto più volte al giorno, e altre persone no, perché appunto devono ancora affrontarle. Quindi sì, posso benissimo capire che non tutti seguiranno questi miei ragionamenti, insomma. Putanella. Ecco, fantastico. Prima di rientrare stavo dicendo, beh, chiaro che se dopo tutti facessero come me, che andassero in spiaggia o nei posti isolati, chiaro che poi la spiaggia e i posti isolati non sarebbero più isolati, quindi hai capito, saremmo punto a capo. Per quello giustamente si dice state a casa il più possibile, in modo da, cioè il concetto deve essere isolate il più possibile. Quello che però mi ha distratto dopo è che venendo qua c'era una zingara con un neonato, mi pare, lì per terra, e a 100 metri neanche, sì, a 50 metri dal mio camper. Che palle, vabbè che tanto sono qua tutto il tempo, però. E quindi il resto della giornata adesso lo passerò qui a tenere d'occhio la stradina, quella là, la prima strada a sinistra. Perché vedi, avendo un camper in una situazione normale, c'è una situazione di pericolo o un qualcosa diciamo che a te non va, prendi e vai via, cambi zona, hai capito? In questo caso, dovendo stare stanziali, fermi, cazzo fai? Eccolo! Vai Sigari!